Una cascina nei pressi di Monte di Malo adibita a laboratorio per la coltivazione, essiccazione e confezionamento di decine di chili di marijuana è stata scoperta e sequestrata dalla Guardia di Finanza di Vicenza nel corso di un'operazione antidroga nell'Alto Vicentino. Sequestrati 90 chili di marijuana, di cui 30 già pronti per essere confezionati e messi sul mercato. La particolarità era che si trattava di un vero e proprio laboratorio di produzione, coltivazione, sistemazione, confezionamento della droga all'interno di una cascina su 3 piani, gestita secondo le nostre prime ricostruzioni da un soggetto di nazionalità albanese che è stato tratto in arresto su disposizione della Procura della Repubblica di Vicenza, che ha coordinato tutta l'attività, tra l'altro anche irregolare sul territorio dello Stato. La particolarità, dicevo, che ci ha molto preoccupato, ci ha spinto poi a agire nell'immediatezza, era che la cascina, essendo stata diciamo, adibita a questo tipo di attività illecita, aveva tutta una serie di impianti anche di elettrici, di ventilazione, per la coltivazione, di illuminazione anche delle piante, particolarmente complesso e fuori norma, quindi diciamo, mancante dei minimi requisiti di sicurezza. La perquisizione dell'edificio ha portato i finanzieri a scoprire 3 interi piani adibiti alla produzione di marijuana con apposite modifiche murarie volte a rendere gli spazi idonei alla coltivazione, essiccazione e confezionamento dello stupefacente, anche attraverso l'installazione di un impianto di ventilazione, umidificazione, irrigazione e illuminazione. Il sistema era alimentato da quadri e cavi elettrici rudimentali e privi di misure di sicurezza. In questi casi, diciamo, l'attività informativa è fondamentale. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Vicenza avevano già dei sospetti sul soggetto che stavano seguendo da qualche giorno, diciamo, poi hanno avuto anche conferma di alcune attività informative fatte sul posto a Monte di Malo. Ad aver notato e segnalato la cosa anche alcuni cittadini allarmati dal viavai sospetto nella cascina apparentemente abbandonata. È fondamentale che ci sia un affiancamento tra popolazione, forze dell'ordine ed amministrazione, proprio per carpire ogni singolo messaggio che possa aiutare a sgominare determinate situazioni. Ringrazio chi ha aiutato, chi ha collaborato in questa operazione